Oggi appunto abbiamo Federico Miotti, che è un dottore commercialista di Vicenza, dello studio Quadra. Purtroppo adesso non lo vedo più collegato. Eccoci, forse adesso si sta ricollegando. Ok, adesso lo vedo, perfetto. È appunto un dottore commercialista dello studio Quadra di Vicenza, appassionato tra l'altro di digitale e startup, quindi è la persona indicata da questo punto di vista. Lo mettiamo in linea e lasciamo che si presenti. Ciao Federico, grazie intanto per la disponibilità a questa chiacchierata. Ciao Paolo, ciao, buongiorno. Buongiorno. Vedi, tu basta che mi chiami, io t'accapaio. Perfetto, perfetto. Ok, niente, di magari una piccola parola su di te, chi sei, cosa fai, poi vediamo un attimo di andare a vedere le domande che hanno i ragazzi nel gruppo e a dare tutti i chiarimenti. Nel frattempo, se avete altre domande, se avete delle domande insomma da fare, scrivetele pure nei commenti e vediamo di rispondere. Sì, allora, intanto ti ringrazio per l'invito e per avermi appunto invitato in questa diretta su questa iniziativa che considero un'iniziativa molto interessante e anzi penso che anche a nome delle altre persone che ci stanno seguendo posso farti io un applauso virtuale a nome di tutti perché Grazie. insomma è giusto che in questo momento qua si cerchi, no, di trovare tutte quante le modalità utili per poterne venire fuori e questo secondo me è una cosa che poi avremo modo e, e mi occupo in particolare di tutto quello che riguarda il mondo della finanza, quindi il mondo dei... E come tematiche, insomma, il digitale e la parte di startup sono due tematiche che mi hanno sempre incuriosito ed interessato. Ecco, quindi questi sono un po' i miei cavalli di battaglia. Ok, perfetto. Allora, direi di andare direttamente alle domande. Il centro estetico Il Melograno scrive, a me il commercialista ha detto di fare fattura e poi quando il cliente verrà a fare un servizio faremo scontrino a zero per servizio dello stesso importo oppure della differenza che pagherà. Quindi questa diciamo è una domanda abbastanza standard, se puoi un attimo spiegare da questo punto di vista come le attività possono gestire appunto il momento del ricevimento della richiesta di acquisto della gift card, pagamento da parte del cliente e poi prestazione del Oh servizio a yes. consegna del cliente. Sì, questa tra l'altro scorrendo anche le domande che qualcuno ha già fatto nel post che avevi indicato, ho visto che è una cosa ricorrente e effettivamente probabilmente è uno dei problemi, se non il problema principale. Allora, questo tema è stato, diciamo, nel corso degli ultimi anni ha preso delle pieghe diverse, è stato gestito in maniera diversa anche dall'Agenzia delle Entrate, ma insomma adesso è da un paio d'anni che la cosa, un anno forse, che la cosa si è stabilizzata. Allora, il tema importante è questo. Eh, Dobbiamo chiederci se noi nel momento in cui emettiamo la gift card, il buono, il voucher, possiamo chiamarlo come vogliamo, siamo già in grado di sapere per certo quale IVA andrà applicata al prodotto che vendiamo oppure no. Questa è la cosa più importante da capire, da sapere. Perché? Perché ci sono dei negozianti che hanno una tipologia di prodotto, come tipologia di prodotto intendo da un punto di vista IVA, quindi vendono tutti i propri prodotti con IVA 22%, e ci sono altri esercenti che vendono prodotti con aliquote IVA diverse. Ok? Allora è chiaro che se io già so che nel mio negozio si vendono scarpe, ok? Le scarpe vengono tutte vendute con IVA al 22%, do un buono per le scarpe, io in questo momento sono in grado
di dire che la persona che verrà poi a ritirare e a provare le scarpe, a ritirare le scarpe, comprerà qualcosa con IVA al 22%. Perfetto. In questo caso il buono o il voucher che noi emettiamo si chiama voucher monouso. Il voucher monouso va fatturato o contrino nel momento in cui viene incassato il corrispettivo da parte del cliente. Okay? Quindi emettiamo il voucher, emettiamo il buono, il cliente ci paga, insomma le due cose avvengono più o meno contestualmente. Ecco, questo è il momento che noi abbiamo di riferimento come momento obbligatorio per emettere lo scontrino o la fattura, a seconda che il cliente ci chieda la fattura o quello che è. Naturalmente scontrini con corrispettivi telematici per chi ha anche questo tipo di obbligo. Se invece noi abbiamo un tipo di attività per la quale vendiamo prodotti con IVA diverse, non siamo in grado nel momento in cui emettiamo il voucher di determinare a priori cosa il nostro cliente comprerà, perché potrà comprare un articolo, un prodotto con IVA al 22, due prodotti con IVA al 10, un prodotto con IVA al 22 e un prodotto con IVA al 4, non lo sappiamo. In questo caso il voucher che emettiamo si chiama, da un punto di vista appunto fiscale, voucher multiuso. Ok? Il voucher multiuso, diciamo, non corrisponde di fatto ad una vendita, ma corrisponde più a un credito, cioè io trasferisco, è come se trasferissi dei soldi all'interno del voucher, all'interno del buono, e quando tu ti presenterai nel mio negozio, ok, potrai in maniera figurata, ma pagare con quel voucher. Allora, in questo caso, lo scontrino va fatto, va emesso nel momento in cui il cliente usufruisce della prestazione, usufruisce del servizio, oppure fisicamente acquista il bene e se lo porta via. Ok? Quello è il momento in cui noi siamo obbligati a emettere lo scontrino. Diciamo, è una gestione insomma, non perfettamente lineare, però è anche abbastanza logica, nel senso che effettivamente, diciamo, fila come ragionamento, no? Anche perché, voglio dire, di gestirla in maniera diversa sarebbe un pochino più complicato. Quindi, a seconda di quale tipo di negozio, tipo di esercizio i nostri ascoltatori adesso sanno se hanno prodotti con diverse oppure no, e in funzione di quello sanno che tipo di buono andranno ad emettere. Poi io, come sempre, invito ciascuno poi a confrontarsi, perché è opportuno essere allineati ciascuno con il proprio commercialista, in modo tale che insomma, non ci siano fraintendimenti o insomma, ci sia ci sia un allineamento anche nella gestione di queste cose. Ok, perfetto, mi sembra sia abbastanza chiaro. Un'altra domanda è, se il pagamento avviene tramite PayPal, è possibile mettere fattura pro forma e poi scontrino al momento in cui il cliente viene in negozio con la gift card? Allora, il momento in cui è necessario per noi emettere lo scontrino o emettere la fattura, se il cliente ci chiede la fattura, deriva dal momento in cui riceviamo il pagamento, se siamo nel caso di buoni monouso, quindi se noi sappiamo già, come ho detto prima, se il nostro cliente si porterà via articoli al 22%, oppure si porterà via articoli che hanno IVA mista, più articoli con IVA mista, ok? E allora in quel momento lì, quando noi prendiamo i soldi, siamo obbligati a emettere lo scontrino, a prescindere dalla modalità con cui li prendiamo. Quindi può essere contante, può essere bonifico, può essere PayPal, può essere Satispay, può essere la qualunque, ma nel momento in cui il cliente ufficialmente ha pagato, quello è il momento in cui siamo obbligati a emettere lo scontrino. Ok. Un'altra domanda che mi ero segnato è, vabbè, c'è Cristina che dice: Buonasera, io non posso fare le fatture con il mio registratore di cassa, posso fare solo scontrini fiscali, però insomma mi sembra che Lo abbiamo scontrino già... va bene. Ok. Ehm, mm, mm, mm.
Le mie domande, questa è Rosaria, le mie domande, come giustificare accrediti su conto corrente? È meglio bonifico su conto corrente oppure uso di carte ricaricabili tipo Poste Pay per intenderci? Ah, è completamente differente. La modalità di pagamento non è influente su questo tipo di casistica. Ripeto, contanti, PayPal, cioè vaglia cambiario, ricevuta bancaria. Ok. Io non ti, ok, ti avevo un attimo perso. C'è un'altra domanda che è stata fatta adesso, la mostro qui, purtroppo non si vede il nome. Ok. Ma nel secondo caso delle due aliquote siamo in regola fiscalmente? Sì, siamo assolutamente in regola fiscalmente, ovviamente sì. Per approfondimenti ti invito a guardare la disciplina dei voucher multiuso, ok? E ad approfondire appunto le casistiche o la disciplina di questo caso con il tuo commercialista specifico. Qual è il tema? Il tema è che in questo caso tu non stai incassando prima su un servizio che il cliente acquisterà o usufruirà, perché non è ancora dato sapere qual è il servizio o qual è il prodotto. Ok? Quindi in questo caso tu stai semplicemente cedendo un credito. Ecco, la cessione di crediti non è sottoposta a obbligo di scontrino, ok? O di fatturazione, per quello che riguarda la cessione di crediti. Siamo all'interno delle operazioni escluse dall'ambito dell'IVA, ma poi nel momento in cui questo credito viene, diciamo, riscosso, ecco, allora in quel caso ovviamente sì. Ok, ce n'è un'altra domanda in ambito ristorazione. Noi ristoratori siamo chiusi, come fatturiamo ora? Come fatturiamo ora? Questa qui è una bella domanda, nel senso che dovreste essere comunque in grado di emettere lo scontrino o tramite il registratore di cassa telematico, se avete la possibilità di spostarlo, di prelevarlo, oppure c'è la possibilità di utilizzare anche il sistema dell'Agenzia delle Entrate per la comunicazione dei corrispettivi. Per il resto, insomma, per essere in regola, diciamo, con il fisco e avere, diciamo, tracciato fiscalmente l'operazione nel giorno in cui è eseguita, le modalità ci sono. È chiaro che mi rendo conto che se un ristoratore, se un esercente non ha cioè è a casa ed è costretto a casa, e in quel momento non ha il registratore di cassa a disposizione, è un problema questo qui che va risolto da un punto di vista prettamente logistico. Ma c'è la possibilità di comunicare i corrispettivi anche tramite altri canali. Chiaro che dopo devono essere un attimo allineati, ma insomma, per esempio tramite il sito, il portale dell'Agenzia delle Entrate. Quindi anche qui magari vi invito a verificare la singola posizione, no? Le singole problematiche specifiche con il vostro commercialista, con il vostro consulente, in modo tale che magari possiate anche essere istruiti su come utilizzare degli strumenti alternativi per poter comunque essere in regola da questo punto di vista. Ok. Ti chiedo Federico se puoi fare un piccolo riepilogo di quella che è la procedura, perché è più di uno che mi fa, che scrive domande tipo questa di, vabbè, purtroppo ragazzi non si vedono i nomi perché per la privacy vengono nascosti. Comunque, Ecco, ma possiamo emettere scontrini adesso che questa è la abbiamo l'obbligo di tematica. chiusura? Quindi se possiamo un attimo approfondire questo discorso. Allora, io ragazzi, su questa tematica specifica qua, devo dirvi che purtroppo la risposta definitiva non ce l'ho. Mi spiego meglio, cioè è un problema effettivamente, cioè, si tocca un nervo scoperto su questo aspetto, e io voglio augurarmi che, siccome voglio dire i decreti che hanno stabilito le varie chiusure, eccetera, sono ancora relativamente freschi perché sono di pochi giorni,
ci sono ancora alcune cose che non sono del tutto chiarite. Ok, allora la tematica è questa qua. È abbastanza pacifico che un esercente attività commerciale, quindi un negozio, un ristorante, una pizzeria, che è chiusa al pubblico, ma che può effettuare un servizio di consegna a domicilio, può operare. Okay? Così come un negozio di scarpe, voglio dire, avesse la possibilità di ricevere un ordinativo per telefono e fare una consegna tramite corriere, lo potrebbe fare. Okay? Nel decreto c'è scritto che le attività commerciali, se non hanno contatto con il pubblico, se riescono a gestire l'attività con strumenti tipo siti di commercio di elettronico, ordinativi via telefono, via mail o cose del genere, possono continuare ad operare. Okay? Il problema rileva per chi nel proprio codice Ateco, nel codice di definizione dell'attività, non ha un codice attinente ad una categoria commerciale, ma ha un codice attinente ad una categoria artigianale. Estetisti, parrucchieri e tutto questo mondo qua. Quindi la domanda, io che sono una parrucchiera, ho l'obbligo di stare chiuso, ok? Potrei comunque gestire una vendita, ok, tramite una vendita a distanza, comunque in questo momento qui che avrei l'obbligo di rimanere chiuso. Ecco, io purtroppo mi dispiace deludervi, ma purtroppo su questa disposizione qua, su questa informazione qua, non ho ancora una risposta. Nel senso, sono pacifico e tranquillo per il mondo, il mondo commerciale. Tanto è vero che insomma, le pizzerie continuano a funzionare e ti portano la pizza a casa, no? Ci sono tanti ristoranti che continuano a funzionare e ti possono portare il prodotto a casa. Gestiscono l'ordine in via telefonica o con altri strumenti, non importa. Non si va a prendere niente nel locale, ma te lo portano loro, rispettando tutte le misure di sicurezza, eccetera, ci mancherebbe altro, perfetto, e infatti stanno in piedi, e per quella categoria di persone quindi anche la gestione di questi voucher, su questo io sono sereno. Sarei sereno comunque nella sostanza, perché anche una parrucchiera, se l'obiettivo del decreto è quello di far stare a casa la gente, ok? Se io, che sono una parrucchiera, vendo un voucher che non è altro che un buono, dove ci scrivo sopra il tuo nome e in cambio ricevo dei soldi che mi hai spedito telematicamente, qual è il problema? Io nella sostanza sto rispettando quelli che sono gli scopi per cui questo decreto è nato, no? E mi sto comportandomi esattamente come si comporta il mio collega del negozio di fianco che vende le scarpe o la pizzeria di fianco. Certamente sì, nella sostanza. Però nella forma, siccome purtroppo siamo abituati a vedere, voglio dire, che certe volte le cose sono gestite in maniera molto minuziosa, molto no, formale, burocratica, anche quando magari nella sostanza sono uguali ad altre situazioni, eccetera. Quindi io sinceramente non ho trovato ancora da qualche parte la conferma che anche attività che non hanno come codice Ateco un codice Ateco commerciale possono gestire delle attività di vendita, pur rispettando tutti i requisiti di sicurezza, chiusura dei locali, eccetera, a distanza. Questo mi verrebbe da dire a logica di buon senso di sì, però non ho ancora trovato supporto in questo senso e io spero che nel giro di qualche tempo ci possa essere un chiarimento specifico e preciso su questo fronte qua, perché ancora non ce l'abbiamo. Okay? Vorrei sperare, e so che si stanno anche muovendo le associazioni di categoria a riguardo, tipo associazioni artigiane, l'associazione commercianti si è mossa per fare una serie di domande al governo e hanno fatto come si chiamano, dei prospetti informativi fatti anche abbastanza bene. Su questo aspetto so che le associazioni artigiane si stanno muovendo,
per chiedere ulteriori chiarimenti. Anche noi come commercialisti su tanti casi ci stiamo muovendo, vediamo. A me è capitato per esempio l'altro giorno il caso di un giardiniere, un artigiano che fa il giardiniere, che mi ha chiesto: ma scusami, ma se uno mi telefona, mi chiede se gli posso vendere una pianta, gliela vendo, la metto sul camion, gliela porto oppure la spedisco, posso farlo? Questo per me non è ancora completamente chiarito. Speriamo che nei prossimi giorni ci possa essere un chiarimento ulteriore. Certo. Allora, qua ce n'è un'altra di Beauty Emotion. Qua c'è un confronto col suo commercialista che dice: il mio commercialista mi ha detto che se siamo chiusi in questo periodo è sconsigliato emettere scontrini per evitare problemi, però posso emettere fattura sempre tramite commercialista, sono estettista. Anche lì, diciamo, sicuramente se qualcuno vuole avere un approccio un po' più prudente per avere qualche certezza in più, è come diciamo prima, perché no, anche lì il collega non è perentorio, no? Dice: ma te lo sconsiglio per non andare perché potrebbe esserci un problema. Insomma, vediamo se nei prossimi giorni, ripeto, dovesse arrivare qualche ulteriore chiarimento, magari lo porremo ancora di più come domanda, no? Perché nonostante qualcuno, cioè anche la classificazione attività artigianali, commerciali, eccetera, in qualche situazione presta un po' il fianco a delle contraddizioni, no? Perché, ripeto, un giardiniere può vendere una pianta, chiaro che può vendere una pianta accessorio al fatto che poi te la mette nel giardino, ma la può vendere, ecco, bene, allora se posso vendere una pianta, in questo momento io qualche pianta posso venderla, anche se non la vado poi a fisicamente installare nel giardino del cliente, oppure no. Ecco, speriamo che su questi fronti ci possano essere dei chiarimenti. Certo. Ok, altre domande non ce ne sono, mi sembra che abbiamo snocciolato parecchi argomenti. Se poi escono altre domande, magari nei prossimi giorni scrivetele pure nel gruppo e vediamo eventualmente anche di rispondere nel gruppo. Io Volentieri. Federico... Posso cogliere l'occasione, Vai, Paolo, vai, vai, per, vai. diciamo, così, mandare, a parte, insomma, un input a tutti quanti, perché questo è un momento sicuramente difficile e chi ha un esercizio, un negozio, sicuramente la sta vedendo in maniera molto, molto dura, e quindi, insomma, è il momento per sicuramente, come si dice anche in questi momenti, stare uniti e cercare di aiutarsi uno con l'altro, e ben vengano questo tipo di iniziative qua. Ma io vorrei anche, diciamo, diciamo che questo momento specifico e questa iniziativa che hai avuto tu, Paolo, possa essere, no, un campanello che risuona anche nella testa delle persone che stanno gestendo oggi questi business. È il momento, in questo particolare periodo, di cercare veramente, e l'iniziativa di Paolo lo conferma, delle nuove strategie, delle nuove vie di fuga, e tutto sommato con la tecnologia che ci sta aiutando e con un po' di fantasia, insomma, qualche cosa si può fare, qualche cosa si può muovere. E quindi io invito veramente tutti quanti a esplorare delle nuove modalità, esplorare sicuramente anche tutto il mondo della tecnologia, tutto il mondo del digitale, tutto, insomma, adesso. Però almeno tutto quello che riguarda per esempio la gestione dei pagamenti, come giustamente ha detto prima Paolo, approfondire il funzionamento di PayPal, approfondire il funzionamento di Satispay. Ad esempio, sono strumenti che, per esempio, faccio un esempio sciocco, ma la pizzeria potrebbe ricevere il pagamento della pizza consegnata a domicilio prima che il fattorino parta per consegnarla, quindi non ho il rischio di brutte sorprese, non ho il problema di avere i soldi indietro da dare di resto, non resto. Quindi ci sono una serie di opportunità che si aprono, e quindi insomma l'invito è quello veramente di cercare di sfruttare al meglio tutte le opportunità che ci sono per, diciamo, cercare di uscirne il più in fretta possibile e nel miglior modo possibile. Sono completamente d'accordo e mi unisco all'invito di Federico, appunto invitandovi a sfruttare il tempo che avete, perché adesso, bene o male, ci tocca a tutti stare a casa, quindi piuttosto che restare a casa a piangersi addosso, anche se lo so che è un bruttissimo momento, è difficile, nessuno l'ha mai vissuto fino alla guerra che c'è stato, quindi, però
sfruttate questi momenti liberi che avete per cercare magari di studiare il marketing, studiare come migliorare la vostra attività, come perfezionarla. Vedetela da angoli diversi. Facevi giustamente anche tu l'esempio della ristorazione, mercato, settore in cui anch'io lavoro. Per esempio adesso tantissimi ristoranti si stanno rendendo conto che le consegne da sport sono un canale che si può integrare a quello già attivo, quindi Certo. non solo nella ristorazione, si può fare anche in molti altri settori, quindi cercate di pensare per il medio e lungo termine, perché le cose non cambieranno, non torneranno più come prima. Su questo sono assolutamente convinto. Ci vorrà molto tempo per tornare a una specie di normalità, quindi non sarà il 3 aprile, non sarà il 3 maggio, non sarà giugno che ci sarà, diciamo, un interruttore e tutto tornerà come prima. Le cose torneranno gradualmente probabilmente alla Mm. normalità, però ci saranno tantissimi cambi di scenografie, quindi cercate di sfruttare questo tempo che avete per migliorare, investire anche sulla vostra attività, non magari dal punto di vista finanziario, ma anche dal punto di vista del vostro impegno sul marketing, sulle informazioni che potete anche trovare gratuitamente in rete. Ecco. Bene, grazie mille Federico, grazie per Grazie Paolo a per la te. tua disponibilità, mi ha fatto molto piacere. Grazie a tutti e chi ci ha seguito. E vi chiedo gentilmente, se potete, condividete l'iniziativa, torniamopresto.it, invitate altre attività a iscrivervi, o anche a altre persone, insomma, a visitarla, che può fare solo che bene. Bene, grazie mille, grazie a tutti.